Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e bentornati oggi su Syndicate. Continueremo la nostra amata ricerca di Jackie Chan dentro questo stabilimento. Sembra l'area 51. Andiamo avanti, vediamo se lo riusciamo a trovare. Continuiamo, abbiamo fatti i secchi nemici. Bene. Eccolo ragazzi, ecco Jackie Chan. Così lo possiamo far fuori, prendere il suo chip e far contento il nostro reduce di guerra e anche la nostra dottoressa. Così sarà ancora più gentile con noi. Ecco, qua c'è qualcosa ragazzi. Un boccaporto, a quanto pare. Un'entrata segreta, dai, va, sempre la nostra forza. Mettiamola in atto. Siamo degli Schwarzenegger. Distruggiamolo. Entriamo, cos'è il condotto dell'aria? No, 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 è un deposito. Bene. Sto intercettando una trasmissione criptata alla risorsa Gary Chan. Wow. Vediamo cosa succede. Che sapessi dei nostri scambi? Non lo so. Stanno mandando degli agenti a cercarti. Devi andartene di lì. Ci hanno scoperto ragazzi, maledizione. Concentrati. Devi scappare subito. Decritazione e pulizia in corso. Ah, ci hanno scoperto, dobbiamo prendere Jackie Chan al momento. Mimetizzazione da Ecco, già ci sono gli tastiere allarmi che installati. rompono un po' le scatole. Andiamo, andiamo. Ecco, là c'è qualcosa. Ecco il condotto dell'aria, ragazzi. Qualcuno sta effettuando una sorta di manutenzione. Si è rotto qualcosa. Speriamo che non accendano questi i condizionatori e altrimenti ci faranno volare di qua e di là come degli uccellini. Ecco, meno male che siamo già arrivati al nostro punto di estrazione. Ok. Ecco, abbiamo trovato Jackie Chan, ragazzi. Andiamo da Jackie. Ehi, Jackie. Uccidermi, distruggerò il chip. Sei venuto per quello? Sì, vuole distruggersi il chip, vuole suicidarsi, ma non abbiamo problemi. Invece di spararti in testa ti spariamo nelle palle. Guarda, muori lo stesso. Ecco qua. Hai visto che è stato facile? Adesso abbiamo il tuo chip, che è ancora illeso. Perfetto. Stai fermo. Wow, guardate un po' ragazzi. Ah, nell'orecchio. Che cos'è? Un octopus. Eccolo lì, sta prendendo il chip di colore azzurro. Adesso diventeremo dei maestri di arti marziali. Gli prendiamo la sua abilità. Vediamo se adesso possiamo potenziarci. Recupero completato. Wow, ecco il chip di Jackie Chan. Perfetto, tramite questo chip, l'approccio con questo nuovo chip, possiamo potenziare il nostro cervello alimentandolo con questa nuova potenzialità. Possiamo modificare alcune abilità, abbiamo due punti da spendere. Una delle abilità più importanti a mio parere è il rinforzo, perché ho letto che riduce tutti i danni subiti del 20% e questa è un'ottima miglioria per il nostro personaggio. Ma ci sono tantissime abilità, vediamo un po'. Bestia da Soma raddoppia l'ammontare trasportabile di munizioni e granate, molto utile. Diamo un'occhiata a un'altra a caso, vediamo la stabilità, dispersione ridotta del 55%, rinculo ridotto del 55%, vediamo questa, perforatore, già questo mi sembra ottimo, aumenta il danno dal contraccolpo del 100% e aumenta la durata della vulnerabilità del 100%, ottimo, perfetto. Prendiamo il perforatore, è stato appena consegnato. E abbiamo distrutto Gary Chang, il nostro amico Jackie, eccolo qui. Bastardo in meno di cui preoccuparsi. Bene. Andiamocene da qui. Ok, il nostro reduce è Posso aprire la porta contento. per te ora. Devi portare quel chip al quartier generale. Torna al trasporto. Ok, stava aspettando delle visite, c'è della posta anche sul tavolo, caro Jackie Chan. Allora, ci avrà aperto la strada il nostro reduce. Andiamo avanti. Vediamo, vediamo. Ok, ehi, ci sono dei nemici ragazzi, infatti. Si sono accorti che il loro amico Jackie Chan è morto e stanno iniziando a rompere un po' le scatole. Perfetto, possiamo ritirare i letti visualizzati. Ok, ucciso. Downloading, cosa sta succedendo? Andiamo avanti. Wey ragazzi, è uscita qualcosa, la torretta. Torretta robot, maledizione. Torretta robot. Ecco, dietro questo vetro antiproiettili. Ecco, possiamo anche violarla. Cosa abbiamo fatto? Vediamo. Ah, l'abbiamo resa nostra amica ragazzi. Infatti la piccola luce è diventata verde. Qua ci sono anche i membri della SWAT con lo scudo antisommossa. Wow, guardate la potenza che ha la nostra torretta robot. Sembra una di quelle torrette che c'era nella Metal Gear 1. Troppo bella. Ha perforato i nemici, ha fatto tutto lei. Non abbiamo avuto neanche il tempo di divertirci un po' con questi membri della SWAT. Queste teste di cuoio. Bene, andiamo avanti. Non abbiamo trovato ancora un'arma decente. Abbiamo sempre la nostra 44 Magnum qui. Andiamo, qua ce n'è un altro. Ehi, è ancora vivo, Ok, è morto. Ancora la pistolina.
Ok, andiamo, vediamo ragazzi che cosa troviamo qui. Vetro ceramico Vetro, si tratterà di questo vetro. contro attacchi termici e Infatti non passano. vulnerabile contro impatti di alto calibro a Basse temperature. Allora, praticamente dobbiamo entrare qua dentro, dentro quest'area, e qui c'è un simbolo che dobbiamo andare a distruggere, a quanto pare. Vediamo, infatti, ok, abbiamo liberato la nostra porta. Bene, entriamo. Qua ci sono dei distributori di caffè, ragazzi, se avete sete, qui c'è qualcosa, inserite la monetina, vi dà quanto volete. Ci sono anche dei cestini se dovete buttare le carte, bene, bene. Andiamo da questo lato, cosa c'è? Un'altra porta chiusa, ma il nostro lucchetto si ritrova dall'altro lato. Cosa c'è là sotto, ragazzi? Non ce ne siamo accorti? Ehi, chi è questo? Che sta facendo? Ehi, ha un'arma, ragazzi, ha un fucile. No, chi è questo? Che sta facendo? È al poligono di tiro? Entriamo subito. Ehi amico, dacci questo fucile. No, 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 non ti uccido. Dammi il fucile. Mettilo a terra, bravo. Adesso mettiti in ginocchio se puoi. Guarda, te l'ha fatto. Ok, vediamo un po' che cos'è. Mouse 3 per eseguire che cosa? No, ma no, dai, non lo volevo ferire. Vabbè, speriamo che sia solo addormentato. Vediamo questo nuovo fucile, che cos'è? Un nuovo fucile Gauss, guardate che forte ragazzi, 46 colpi, ci sono delle munizioni disponibili. Chissà che cosa ha di strano questo fucile, perché lo stavo provando in una maniera davvero troppo forte. Andiamo, prendiamole tutte le munizioni. Bene. Ci sono degli uomini. Vediamo un po' dei manichini. Mouse 2 per agganciare. Vediamo. Agganciato. Praticamente abbiamo. Ho capito. Abbiamo rilevato il nostro nemico. E agganciandolo. Ecco qua i colpi, infatti, come mi immaginavo, arriveranno sempre al nostro nemico. Forse ho capito come riusciremo a distruggere il nostro lucchetto. Guardate, proprio una manna dal cielo questo fucile. Andiamo. Probabilmente dentro questo tubo ci sarà dell'aria fredda e sovralimentando la pressione dentro questo tubo fuori uscirà, ecco qua infatti, e raffredderà il muro, il vetro. Raffreddandolo riusciremo a distruggere il nostro simbolo, il nostro lucchetto. Vediamo se funziona, ragazzi. Incrociamo le dita. Ecco, infatti l'ha distrutto. Guardate un po', perfetto, perché qua infatti non lo riesce a distruggere perché sono un vetro, come ha detto infatti la descrizione, che è molto resistente. Andiamo avanti. Una granata, una granata. Ui, ce l'abbiamo fatta. Che cos'era? Una granata a frammentazione, ragazzi. Prendiamola. Appena in tempo. Praticamente con E riusciamo a disinnescare anche le granate. Facciamo suicidare i nemici. Bene, esplodi. Vedete che utile quest'arma, ragazzi. Altri nemici. Ricarichiamo. Ehi, attenzione. Bellissima quest'arma, ragazzi. Mi si sono aperte proprio le porte del paradiso con quest'arma. Abbiamo lasciato perdere la nostra pistolina. Andiamo. Ci sono anche delle mosse molto utili che possiamo effettuare ai nemici. C'è qualcosa. Un altro fucile, ragazzi. Che cos'è? È un altro mitra che abbiamo ritrovato. Ecco, un'altra granata. Disinneschiamola. Questo nuovo fucile praticamente dispone del mirino laser normale. Vediamo un po', c'è anche qualche altra cosa. Vediamo una bomba. Vediamo con V che cosa succede. Anche il lanciagranate incorporato. Ecco la bomba che vedevo. Ok, andiamo. Suicidio. Attiviamo la nostra modalità. Guardate un po' che forte come è saltato in aria. Maledizione, non è morto. Mi piace molto il lanciagranate, ragazzi. Vediamolo. Ecco, è sceso giù. Questa è stata la tua fine, che sei sceso. E sopra avevi un po' di possibilità. Sotto nulla. Bene, prendiamoli questi fucili, queste munizioni. Torniamo al nostro Gauss, ragazzi. Mi piace molto di più. Andiamo. La nostra pistolina ci fa muovere molto più velocemente. Qua c'è uno stecchito. Ancora vivo, no, ti faccio finire di soffrire, stai tranquillo. Perfetto. Altro Gauss. Aria aperta, ragazzi. Ecco un nemico. Buttiamolo giù dal ponte. Calcio nelle palle. Ok, ma perché sto utilizzando la pistola dopo che ho preso il Gauss? Prendiamolo. Andiamo. C'è nessuno? Ok, nessuno. Andiamo. Che è successo? Filmato. Che cos'è, ragazzi? Un boss. Una torretta robot. Vediamola, una torretta robot. Maledizione. Possiamo sovraccaricare il suo chip perché ha delle... praticamente...
una difesa esterna. Vediamo se possiamo agganciarla. È abbastanza semplice da distruggere. Pensavo che fosse molto ma molto più impegnativa. Andiamo. Ah, ce ne sono altre. Perfetto. Ah, hanno lo scudo ragazzi praticamente. Ecco perché le sovraccarichiamo. Le sovraccarichiamo in modo tale che possiamo distruggerle. Ok, maledizione, ci sono sempre solo dei nemici. Ci facciamo suicidare. Ok, qua ci sono altri nemici. Carichiamo. Mac ready. Fire. Perfetto, anche l'altro. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, li abbiamo stecchiti tutti. Ecco, qua ci sono degli ascensori. Facciamolo venire su. Ascensore. Tieni. C'è l'estintore ragazzi. Wey, esplode anche, guardate che forza. Ci siamo imbiancati tutti. Mi sa che la strada non è di qua. Ah, probabile che sia di qui. Le luci più chiare. Ecco, quello sarà il nostro mezzo di trasporto. Ehi, però non ci sparare addosso. Ah, lo stanno buttando giù quegli stronzi. Poi qua la vedo male ragazzi. La vedo male. Addio. Bene. Siamo morti? Dove siamo? Ah, stiamo cadendo. Probabilmente qua dovremmo risalire. Ok, andiamo, andiamo. Alla Schwarzenegger. Ricezione coordinate della Avremmo perso tutto con questa caduta. Ricevo protocollo di aggiornamento. Ah no, abbiamo Europa. tutto addosso ancora. Perfetto. Andiamo avanti. Firmware aggiornato. L'ascensore ragazzi, siamo riusciti a farlo arrivare. Ah no, stiamo facendo tutto da soli. Wow. Siamo scesi nei sotterranei a quanto pare. Valuta, adatta, distruggi. Bene. Vediamo. Ah, a quanto pare abbiamo terminato anche la nostra seconda missione, al salto alla Spari. Qua abbiamo una sorta di resoconto, come potete vedere, della nostra precisione, dei nostri colpi alla testa, della nostra distruzione, anche il tempo del completamento della missione, anche il totale dei punti che siamo riusciti a guadagnare. Una missione davvero molto forte. Finalmente potete dire ragazzi, anzi possiamo dire che il nostro Jackie Chan l'abbiamo fatto fuori. Dobbiamo trovarci un altro nemico adesso. Perfetto, qui è tutto ragazzi da Edward Van Helgen, anche dal nostro Kilo. Speriamo in una ricompensa della nostra dottoressa. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti da Edward Van Helgen e ovviamente dal nostro personaggio. Ciao!